Anche il mondo della scuola guarda con attenzione all'aumento dei contagi, ma occorre farlo con nervi saldi e razionalità, ammonisce la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. Con pragmatismo, dice, va affrontato e non demonizzato il tema della didattica a distanza. Nei prossime settimane ci dovesse essere veramente aumento dei contagi. Noi che piano abbiamo? Cioè, se arriviamo a 10.000, cosa facciamo? Arriviamo a 15.000, cosa facciamo? Arriviamo a 20.000, cosa facciamo? Allora, noi dovremo fare esattamente questo, farci un piano della serie. Se arriviamo a 10.000, si fa la didattica a distanza in questo modo, per queste classi, con questa rotazione. E così via, continua Palumbo, che ribadisce, serve che il Ministero indichi la strada da seguire. Perché altrimenti l'alternativa è il panico, nel senso che nel momento in cui avremo un po' di contagi in più, quale sarà la risposta? Lockdown generalizzato. E invece secondo me bisogna proprio cercare di non fare questo. Per non fare questo bisogna guardare la realtà e farsi un piano. E questo sinceramente in questo momento manca. Didattica a distanza che non si svolgerebbe più in emergenza come durante il lockdown e sulla quale la direttrice dell'ufficio scolastico regionale ha già le idee chiare. Molte scuole, anche con i fondi che hanno ricevuto in questo periodo e memori, diciamo, dei problemi che la DAD, quella che abbiamo fatto così d'emergenza, ha avuto, hanno molto potenziato le loro infrastrutture e è stata fatta anche parecchie attività di formazione per i docenti. Senz'altro per le scuole superiori io sono molto più possibilista e soprattutto con riferimento alle classi terze e quarte. Escluderei comunque quelle della maturità. Certo, per quanto possibile, la prima classe, quella iniziale, che è la classe di accoglienza, e l'ultima classe, che è quella dell'esame di Stato. Per quanto riguarda il primo ciclo, io direi quindi scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, dovrebbero essere le ultime eventualmente ad andare in DAD, proprio se la situazione dovesse essere grave.